Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Operazione Voragine a Catania, sgomberata la baraccopoli tra Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Ruspe in azione per smantellare rifugi di fortuna. Il blitz portato a termine dalla Polizia di Stato. Il sindaco Trantino presente. Faremo uno sforzo per acquistare l'area. Castelvetrano, folla commossa in chiesa per l'ultimo saluto a Mary Bonanno, l'insegnante uccisa dal marito con 35 coltellate. La donna sarà sepolta nel cimitero dei Rotoli a Palermo. Porta le mozzarelle, vale a dire le mazzette. Le intercettazioni incastrano gli indagati che pilotavano i bandi della sanità in Sicilia. La figura principale è quella del commercialista corleonese Ninni Sciacchitano. Tutti al mare, alla playa di Catania, dove si attende la consegna delle spiagge libere. L'amministrazione annuncia saranno ufficialmente aperte sabato 21. Insorge l'opposizione. Non solo il gran caldo, al via un altro weekend di passione lungo l'autostrada Palermo-Catania. Code e rallentamenti, in particolare nel tratto fra Bagheria e Casteldaccia in direzione Catania. Alta i lavori invece sulla Messina-Catania per i prossimi 3 mesi. Niente di nuovo sul fronte dell'aeroporto di Comiso, sempre solo 5 voli alla settimana. Protesta del Movimento 5 Stelle, basta lacrime di coccodrillo. Cinema al Mare Festival di Salina, premiata la regista Cristina Comencini. Nuova pioggia di star a Taormina, da Rupert Everett a Sergio Rubini, riconoscimento anche a Carmen Consoli. Calcio, Catania ha sciolto il nodo DS, la società si affida a Pastore. A inizio settimana dovrebbe arrivare l'addio di Faggiano. Sul mercato, a parte Cicerelli, servono altri 5-6 rinforzi. Bentrovati. A Catania, sgomberata la baraccopoli tra Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Il blitz portato a termine dalla polizia. Il sindaco Trantino dice: faremo uno sforzo per acquistare l'area. Tonino De Mana. Dopo l'identificazione di 5 marocchini, per tutti è scattato l'ordine di espulsione dal territorio italiano. Alle prime luci del giorno è stato avviato lo sgombero della cosiddetta voragine, incastonata tra la via Sturzo, Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Ad accendere i riflettori per primi sul decreto della zona era stato il comitato dei residenti di Corso Sicilia, rappresentato da Pietro Ivan Maravigna. Ad effettuare le operazioni, alla presenza del sindaco Trantino, è stata la Polizia di Stato che già da giorni controllava l'area fino all'ultimo step, quello dello sbaraccamento. Gli atti sono anche di più, perché comunque abbiamo fatto delle attività preliminari, ovviamente, perché qui dentro dormivano delle persone, prevalentemente appunto solo di notte, quindi erano persone che venivano a dormire qui, e questo ha richiesto più step da parte della Polizia di Stato, con l'identificazione, l'individuazione, e anche alcuni sono stati trattati amministrativamente perché irregolari sono stati espulsi, soprattutto in particolar modo 5 originari del Marocco. Rinfrancato il sindaco Trantino. Si tratta di un intervento cominciato 3 giorni fa, fortemente voluto dalla Polizia di Stato, che ringrazio, che ha chiesto la nostra collaborazione immediatamente e l'ha ricevuta. Lo stiamo perfezionando e nei prossimi giorni, oggi si levano gli ingombranti, nei prossimi giorni si leveranno gli atti rifiuti. È già da 1 mese che pende una nostra richiesta di acquisto di quest'area, così come quell'altra di via Ventimiglia, della voragine di via Ventimiglia. Stiamo attendendo risposta, perché ho chiesto uno sforzo importante al Comune di Catania per vedere se noi possiamo acquisirla nonostante le nostre risorse limitate. Tra i giacigli rinvenuto anche un quadro, ma la bellezza e l'arte da queste parti non erano certo di casa. A Castelvetrano, chiesa gremita da una folla commossa per l'ultimo saluto a Mary Bonanno, l'insegnante uccisa dal marito con 35 coltellate. La donna sarà sepolta nel cimitero dei Rotoli di Palermo. Laura Spanò.
Castelvetrano si è stretta stamane attorno alla famiglia di Mary Bonanno per l'ultimo saluto in occasione dei funerali officiati da Don Rino Randazzo presso la chiesa Maria Santissima Annunziata. Nel corso dell'omelia Don Randazzo ha tratteggiato le qualità umane e professionali di Mary, conosciute da tutti per il suo impegno nel sociale e in ultimo anche nella Caritas cittadina. L'insegnante è stato ucciso una settimana fa dal marito con 35 coltellate, lo stesso uomo che avrebbe dovuto amarla e rispettarla. Tanta la commozione nei volti di chi conosceva l'insegnante, vittima di una violenza inaudita che ha sconvolto tutta la comunità di Castelvetrano. Per tutti Mary Bonanno rimane una persona speciale per il suo impegno verso gli ultimi, verso il prossimo, verso chi non stava bene. Quando la bara della donna ha fatto la sua comparsa fuori dalla chiesa, un applauso ha rotto il silenzio che fino a quel momento regnava nella piazza. Il corpo di Mary sarà tumulato al cimitero dei Rotoli a Palermo. La città di Castelvetrano stamane si è fermata per tutta la durata della funzione pubblica in segno di rispetto, di affetto e vicinanza alla famiglia. Dalla grande distribuzione ai negozi cittadini, tutti hanno abbassato la saracinesca dei propri esercizi commerciali, unendosi idealmente al dolore della famiglia Bonanno. Porta le mozzarelle, le intercettazioni incassano gli indagati che pilotavano i bandi della sanità in Sicilia. Porta le mozzarelle, dicevano appunto, pensando di non essere intercettati. La figura principale rimane quella del commercialista corleonese Ninni Sciacchitano. Marco Gullà. Da un lato ci sono le liste d'attesa, pazienti che attendono anche anni per una visita medica. Dall'altro c'è chi invece, grazie al sistema sanitario, faceva affari, faceva soldi. L'ultima inchiesta della Guardia di Finanza sulla sanità siciliana mette a nudo i limiti di un sistema sempre più ingrigito dal malaffare. Ad avere un ruolo abbastanza importante in questo puzzle è Ninni Sciacchitano, il commercialista originario di Corleone finito agli arresti domiciliari. Annota il giudice, per le indagini preliminari avrebbe sfruttato il ruolo ricoperto e approfittato delle conoscenze riconducibili alla funzione per agevolare alcuni imprenditori nelle gare di appalto sanitarie, influenzando dirigenti sanitari di cui in passato aveva propiziato la nomina. Sciacchitano ha collezionato incarichi e potere, legittimi fino a prova contraria, solo che li avrebbe sfruttati per interesse personale. Si sentivano sicuri gli indagati che decidevano gli appalti della sanità. Non pensavano di essere intercettati e di commettere reati. Per fortuna non siamo nati ieri, dicevano, e quindi se uno deve parlare, parla vis a vis. Una volta parlarono anche di mozzarelle, secondo chi indaga il riferimento era le mazzette. Dico subito a Mario di portare le mozzarelle, ripeteva uno degli indagati. In realtà, per la Guardia di Finanza si parlava di soldi. 5 le gare al centro dell'inchiesta, sicuramente la procedura più clamorosa per i suoi vari passaggi è quella per l'affidamento del servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico all'Arnas Civico di Palermo. Le altre notizie: caldo, sole, polemiche, tutti al mare alla playa di Catania dove si attende la consegna delle spiagge libere. L'assessore Guzzardi dice saranno ufficialmente aperte sabato 21, insorge l'opposizione. Tonino De Mana. L'acqua com'è? Fredda e sporca. Fredda e sporca. Il sole brucia e anche se l'acqua è un po' freddina, tuffarsi garantisce il refrigerio per sfuggire alla calura. È un sabato con temperature ben oltre 30 gradi, da allora tutti alla playa, dove di buon mattino si fatica a trovare un posto per stendere il telo da mare. C'è molta confusione, sì, non me l'aspettavo. E c'è anche tanto caldo? Tanto caldo, abbastanza, però anzi è arieggiato. La prima cosa da fare cos'è? La prima cosa da fare è farsi un bagno, decisamente. Padre e figlio lavorano per realizzare un bel castello di sabbia. Non proprio il castello Ursino, però stiamo lavorando, un piccolo tunnel, una galleria, stiamo facendo piccole cose. C'è anche il personale per il salvataggio ed il parcheggio è a pagamento, anche se le spiagge libere non sono ufficialmente consegnate. Non vorrei che poi i catanesi si trovino sempre a non avere servizi e a dover pagare per qualcosa che in questo momento dovrebbe essere gratuita. Se dovessimo dare una data, sicuramente quella di sabato prossimo potrebbe essere una data idonea per la città ad aprire tutti gli spazi al mare dedicati appunto ai catanesi e a tanti turisti che vengono in città. Operai al lavoro nel solarium di Ognina che, ad onore del vero, doveva essere pronto il 6 giugno. Insorge l'opposizione.
Doveva essere appunto consegnato il 6 di giugno, oggi ne abbiamo 14, quindi mi pare che ci sono dei problemi evidenti nella conclusione di questo cantiere. L'amministrazione dovrebbe verificare e controllare la situazione. Appuntamento, intoppi permettendo, per sabato 21, quando saranno consegnate le spiagge libere, la passerella di San Giovanni di Cuti ed il solarium di Ognina. Non solo il gran caldo, al via un altro weekend di passione lungo la Palermo-Catania, code e rallentamenti in particolare nel tratto fra Bagheria e Casteldaccia in direzione Catania. Alta i lavori invece sull'autostrada Messina-Catania, non ci saranno per i prossimi 3 mesi. Marco Gullà. Arriva il weekend e anche questa settimana chi dovrà percorrere la 19 Palermo-Catania dovrà munirsi di pazienza, tanta, e scorte d'acqua. Disagi e code annunciate, comunica l'ANAS. Il punto di crisi rimane sempre lo stesso, ovvero i cantieri per gli interventi di messa in sicurezza sulla 19 tra Altavilla Milice e Bagheria. Dal chilometro 5 al 10 sono attivi 2 cantieri ravvicinati per il potenziamento delle barriere di protezione installate su viadotti e lungo la carreggiata. Il picco è atteso tra le 15 e la tarda serata di domani. Possibili le code e i rallentamenti soprattutto nel tratto interessato dai cantieri. Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro, informa l'ANAS, preferibilmente al mattino o in tarda serata, in orari con temperature non troppo elevate per evitare i momenti di maggiore congestione dell'autostrada. Niente lavori invece per i prossimi 3 mesi sull'autostrada Messina-Catania. Il consorzio autostradale siciliane ha chiuso i 3 cantieri aperti nel tratto tra Giarre e Catania-San Gregorio per la sistemazione delle barriere. Una decisione che il management dell'ente ha preso in concomitanza con l'aumento del traffico previsto per la stagione estiva e che resterà in vigore sino al prossimo 15 settembre. Dopo quella data verranno riprogrammati gli interventi finali per i quali occorreranno circa 45 giorni per la chiusura definitiva dei lavori. L'aeroporto di Comiso resta impegnato per soli 5 voli alla settimana. Protestano i 5 Stelle davanti allo scalo, basta lacrime di coccodrillo, lo slogan della dimostrazione. Veronica Barbarino. Un albergo ad ore, non più un aeroporto ma un aereo morto, una cattedrale nel deserto. È stato definito così e in altri modi l'aeroporto di Comiso, che ad oggi, a ridosso della stagione estiva, conta 5 voli la settimana. Contro l'immobilismo dell'infrastruttura Iblea anche il Movimento 5 Stelle protesta. Basta lacrime di coccodrillo. Le lacrime di coccodrillo chiaramente sono riferite a tutte quelle forze di maggioranza, sindaci compresi, che oggi denunciano lo scandalo di questo aeroporto che sta fallendo, che oggi piangono come se non avessero nessuna responsabilità nei confronti dell'aeroporto. Ma sappiamo che non è così. La stessa regione detiene il 12% delle quote di IRSAP ed è la principale responsabile della nomina del commissario della Camera di Commercio. Perché non sono mai stati ceduti queste quote anche con un prezzo simbolico al libero consorzio di Ragusa, per esempio? Camera di Commercio che grazie ai fondi regionali con un bando ha raccolto poche e tardive tratte, secondo il Movimento 5 Stelle. Tirana da questo autunno, Nizza, Basilea e Katowice dalla prossima estate. A livello nazionale io ho voluto, con delle interrogazioni e delle interpellanze, ho voluto scuotere un po' il ministro Salvini, il quale ministro mostra scarsissima attenzione nei confronti delle infrastrutture del sud. Sediamoci a un tavolo, cerchiamo di capire cosa fare, noi siamo convinti che ci sono delle prospettive. Intanto, andata a vuoto l'assemblea che avrebbe potuto ridisegnare i vertici di SAC, si attende il 17 giugno per le nomine. Nella nuova puntata de Il Punto, in onda oggi su Telecolor alle 14.30 e domani su Antenna Sicilia alle 14, Luca Ciliberti incontrerà i 4 candidati a rettore dell'Università di Catania: Salvatore Baglio, Enrico Foti, Ida Nicotra e Pierfrancesco Verù. Nel corso del programma anche un'intervista curata da Simona Mazzone al rettore uscente Francesco Priolo. Ecco uno straccio. Lascio una università che è una università florida, una università fiera del proprio passato, una università che può guardare con fiducia al proprio futuro.
Avevo trovato una università bastonata, una università in difficoltà a causa di quanto era successo, e una università che ha poi dovuto affrontare il Covid, ma lo ha affrontato nella maniera migliore. Adesso si terranno le elezioni, che cosa pensa di queste candidature? Il rettore è parte sempre terza, è garante di tutti, e quindi io non posso che pensarne bene e non posso che fare i miei migliori auguri a tutti i 4 candidati. All'indomani delle elezioni lei cosa farà? Io sono un ricercatore prestato a questo ruolo, ho sempre fatto ricerca, tornerò a fare ricerca molto molto volentieri. Massimo Troisi, scomparso 31 anni fa proprio sul finire delle riprese del suo film Testamento, Il Postino. Tra i premiati del Mare Festival di quest'anno la regista Cristina Comencini, per il suo impegno nel raccontare con ironia e sensibilità l'universo femminile. L'inviata è Eva Spampinato. Sull'isola dove il mare ha incontrato la poesia di Pablo Neruda e dove Massimo Troisi ha trasformato quella poesia in un indimenticabile film che divenne il suo testamento artistico, Il Postino, torna il Mare Festival di Salina. Qui fino a domenica 15 giugno il cinema si intreccia con la memoria e l'omaggio a Troisi diventa occasione per celebrare i protagonisti della commedia del nostro tempo. Ma non solo, un momento anche culturale, perché ci confrontiamo attraverso la presenza di una serie di partner istituzionali e non solo su temi importanti come quello dei trasporti, come quello della salvaguardia dell'ambiente. Salina è una regina dell'ambiente perché da sempre un'isola che ha una particolare attenzione nei confronti delle politiche green. Quest'anno parleremo di bici elettriche, di riserva naturale, e poi la salute. A ricevere il premio Troisi alla carriera quest'anno è Cristina Comencini, regista, scrittrice e sceneggiatrice che ha raccontato il mondo femminile con eleganza e profondità, rompendo stereotipi e portando sullo schermo storie intense e autentiche. Per me ha un significato particolare perché io vengo da tantissimi anni qua e ho una casa a Malfa. Dalla candidatura all'Oscar per La bestia nel cuore fino all'ultimo lavoro, Il treno dei bambini, che sarà proiettato questa sera in piazza a Malfa, la Comencini rappresenta la voce di una donna che ha raccontato con finezza, ironia e sensibilità l'universo femminile. E nella vita invece, oltre che nel cinema, che lavoro ancora c'è da fare per abbattere gli stereotipi che ancora mi sembra persistano? Penso che il lavoro da fare è fare accettare profondamente le donne, sia nella loro diversità, nella loro femminilità e la loro libertà, perché gli uomini hanno un po' di problemi, su questo lo vediamo, sulla violenza, ma anche noi, tutti quanti dobbiamo renderci conto che un mondo a due, diversi e pari, è un mondo molto più bello. Alla Taormina Film Fest ancora stelle del cinema hollywoodiano e talenti italiani. Cresce l'attesa per Monica Bellucci, che chiuderà questa 71esima edizione stasera e alla quale è dedicata la locandina della Kermesse, con un omaggio speciale a Malena, il film di Tornatore che celebra il 25° anniversario. Desiree Ferlito. Da Rupert Everett a Dennis Quaid, a Taormina ancora una parata di stelle del cinema, nella 4ª serata premiazioni al Teatro Greco. E tra l'arte, la bellezza e il fascino di serate uniche e preziose per la Sicilia intera, anche una siciliana d'eccellenza riceve il premio alla carriera. E tra applausi del pubblico Carmen riceve anche i complimenti dell'attore Sergio Rubini alla Kermesse per presentare il suo ultimo lavoro teatrale, Gli occhiali di Sostakovich, visibilmente ammirato e commosso. Ma poi dopo Carmen posso dire veramente ho provato una grande invidia per questa artista strepitosa. Mattatore indiscusso della serata è Alessandro Siani, irrompe e conquista con la sua comicità. Con lui l'attore comico Giovanni Esposito, amici sul set e nella vita. Vedete, la moto dura più la musica che la clip. Una clip durata un secondo per far vedere tutte le cose belle.
durato una seconda. E poi la star hollywoodiana Billie Zane, lo ricordiamo tutti nel ruolo di Cal, il cattivissimo fidanzato di Kate nel film pluripremiato da 11 Oscar Titanic. Diverte il pubblico il suo siparietto con Alessandro Siani, a cui l'attore statunitense si rivolge. A proposito di eccellenze, cedo a lui il mio premio. To Alessandro Siani, because I'm sorry. Thank you. Grazie Alessandro. E poi Vittoria Puccini, Giorgio Panariello e Olivia Wilde. Taormina volta pagina ed è pronta a vivere un'altra serata ricca di bellezza. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, le ultime novità sul Catania e poi l'editoriale. Vi aspetto. Catania lavora per il futuro, a inizio settimana prossima sarà sciolto il nodo DS con la società che si affida a Pastore. Marco Carli. Tanta carne al fuoco in casa Catania. La presenza di Pelligra, che resterà in città fino a martedì o mercoledì, è importante per pianificare il futuro. E ci sono anche le questioni immediate. Il nodo DS. Fra lunedì e martedì dovrebbe arrivare l'accordo per la risoluzione consensuale con Faggiano, che termina la sua esperienza a Catania dopo un anno. Ivano Pastore è stato incaricato di portare avanti il mercato. Per lui sarebbero 2 gli anni di contratto. Il Catania potrebbe anche affiancargli un'altra figura. Questione Torre del Grifo. In attesa della decisione del giudice, con i costanti contatti fra i legali del Catania e la curatela fallimentare. Non è tassativo il vincolo dei 30 giorni per dare il responso, ma è indispensabile che si faccia presto. Ufficiali le date del ritiro estivo del Catania Rossazzurri al lavoro a Norcia, in Umbria, da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto. Sul fronte mercato, Castellini è legato fino a giugno del 2028, può rientrare in operazione in uscita in caso di presenza di squadre interessate e con la possibilità di corrispondere al Catania una cifra che viene considerata congrua rispetto al valore che la società dà al giocatore. Cicerelli rientrerà a Catania e si metterà a disposizione di Toscano. Su Cianci la terrana a tempo fino al 18 giugno per esercitare l'opzione. Su Inglese esistono le possibilità di trattenerlo, il giocatore gradirebbe, ma ci sarebbero anche squadre di B sulle sue tracce. Obiettivo: non rivoluzionare la squadra, 6-7 rinforzi e circa il doppio di giocatori da sistemare altrove. Zarbaro, che come risaputo sta già lavorando, sarà ufficializzato entro il mese di giugno. Calcio a 5, la Meta Catania conquista la gara 2 della semifinale scudetto battendo Genzano. Domani è la gara decisiva, gara 3. Nel beach soccer Catania a caccia della finale europea. Ancora Marco Carli. Entusiasmo, determinazione e consapevolezza in casa Meta Catania, che è ancora in corsa per provare a conquistare il bis tricolore. Sarebbe un'impresa storica. In gara 2 della semifinale con Genzano, davanti al gran pubblico del Pala Catania, è arrivato un 2-0 che mette la serie sull'1-1 e rinvia tutto a gara 3, che sempre nel palazzetto dello Sport Catanese definirà il passaggio alla finale che vale lo scudetto. Non ci sarà Bocao dopo la munizione rimediata in gara 2, ci sarà invece Giovanni Pulvirenti, doppietta per lui, protagonista assoluto della partita, decisa appunto dai suoi gol, è autore di una stagione mostro e con 32 reti complessive. Pulvirenti segna 5 minuti dalla fine del secondo tempo, giocata corale e tocco del bomber che fa impazzire i tifosi rossazzurri. Il 2-0 arriva a 30 secondi dal termine, ancora Pulvirenti dopo l'intercetto di Musumeci e Pala Catania in festa. Si è vista una grandissima Meta Catania, un grande cuore, nonostante le assenze di Ann, di Sebi Tornatore, di Anas, ci siamo stretti, sapevamo quali erano i nostri punti di forza e all'errore di uno sopperiva l'altro, quindi sensazionale Meta Catania. La gara 3 si giocherà domenica alle 18 al Pala Catania, ingresso gratuito e probabile pubblico delle grandi occasioni per sospingere i rossazzurri verso la finale. E oggi pomeriggio c'è un altro appuntamento con la storia. Il Catania Beach Soccer, dopo aver eliminato il Sunrise Kiev nei quarti, alle 17 in Portogallo gioca la semifinale dell'Euro Winners Cup, la Champions del Beach, contro lo Zor, squadra bielorussa. Catania è già fra le migliori d'Europa, ma l'appetito si sa, viene mangiando. Un ringraziamento alle forze di polizia, al questore Bellassai, al sindaco Trentino, all'amministrazione catanese per la bonifica finalmente realizzata nella cosiddetta voragine.
tra Corso Sicilia e Piazza della Repubblica è stato risanato un degrado che durava da anni in una zona fuori controllo, che ha suscitato a lungo proteste e lamentele dei cittadini, oltre che paura e danni alle auto che si avventuravano a parcheggiare da quelle parti. Senza falsa modestia, sono stati i servizi degli ultimi giorni dei nostri TG a dare la spinta finale perché le autorità si muovessero, dopo che per anni avevamo periodicamente raccontato una situazione francamente imbarazzante per i residenti con il loro comitato e per una città ospitale e sempre più meta di turisti come Catania. Bene dunque, soltanto 2 parole per chiudere sul ruolo dell'informazione. Allora, in casi come questi noi aspiriamo semplicemente a raccogliere, a dare voce e a documentare con le immagini, quando è il caso, il disagio della gente, perché le cose migliorino. Antenna Sicilia e Telecolor sono indipendenti, non seguiamo logiche di schieramento, non abbiamo avversari e non tiriamo la volata neanche a nessuno, né nelle istituzioni né tra i politici. Vogliamo però contribuire a fare sì che le cose progrediscano, che i problemi si risolvano, che le regole si rispettino, rappresentando quanto più è possibile la gente, i catanesi, l'opinione pubblica, i siciliani con le lamentele quando ci sono e con il plauso quando è necessario. E si va avanti, non abbiamo scopi nascosti e andremo avanti così ancora in futuro. Intanto oggi siamo i primi a segnalare con la dovuta soddisfazione l'operazione Voragine. Questa è fatta. Ora aspettiamo il famoso parcheggio multipiano nell'area che il sindaco, come abbiamo sentito, vuole acquistare. Ce ne occuperemo. Ci fermiamo qui. Buon pomeriggio. Appuntamento alle 20. Grazie.